Appassionati di futsal, buon pomeriggio ad Antonio Iozzo. Questo è il Palanselmi, questa è Real Fabrica Maccan Prata, 22esima giornata del girone A di Serie A2 Elite. Si comincia con Grigolon che va all'indietro dal suo capitano, poi Zecchinello va profondo da Grigolon. Zecchinello, conclusione, fuori di poco, prima chance. Passa in qualche modo, rompe il raddoppio, Nathan, calcia, deviazione, cambio di lato, preciso, Triglia può puntare, Triglia va via, Triglia incrocia! Fischia il direttore di gara, Martinez con il destro, tocca Verdicchio, ma il pallone termina in rete, esulta il Palanselmi, 1-0, Real! Spatafora. Ceccon di nuovo, può puntare Sbarra, 1 contro 1, Ceccon fa volare Relandini che preserva il gol di vantaggio. Martinez, Ceccon, destro, questa volta impreciso, e allora Relandini con le mani a rimettere in gioco la sfera, testa di Sbarra, testa di Martinez, conclusione di Triglia e riflesso di Verdicchio, profondità Triglia, fermato di guida allora. Poi De Betio in anticipo, De Betio calcia, Verdicchio respinge, Triglia recupera il pallone, riparte da solo, Triglia sulla sinistra, fermato da Ceccon, allora Maccan, Ceccon per Di Guida, super gol del 10, la pareggia il Maccan, 1-1 al 17esimo del primo tempo. Va in doppia cifra Loris Di Guida, 10° centro in campionato, e allora equilibrio al Palanselmi. Raddoppiato, Grigolon fa uscire il pallone bene per il suo capitano che allarga sulla destra, Ceccon, salta Vega, Ceccon, frenata, giocata, Ceccon, palo! Fischia il direttore di gara, Martinez, il capitano, pallone per Triglia che fa 2-1, torna avanti la squadra di casa con il suo bomber. Si ricomincia con Triglia che va da Stentella, con calma il capitano che ricomincia da dietro, Caregnato, Ceccon aggredito da Frigerio, Ceccon fermato, allora Frigerio riparte, Frigerio accelera, Frigerio calcia, Verdicchio si oppone per Pacuola. Lo schema non riesce, De Betio in avanti, ma recupera il Maccan. Conclusione! Il pareggio del capitano, 2-2, firmato Spatafora. De Betio alza il pallone, Triglia, poi Martinez calcia! La doppietta di Giovanni Martinez, torna immediatamente avanti il Real Fabrica. Ha capito Martinez che recupera, punta la porta, Martinez calcia, palo, poi Triglia alto, cerca la profondità, trova Grigolon, conclusione, grande gol di Grigolon, e allora 3-3, che girata, che destro, parità. Con l'apertura sulla destra, Martinez a ricevere, a scambiare con il 15, Martinez va da solo, grande azione, Verdicchio, il capitano imposta, va da Vega, controllo destro, traversa. Entriamo intanto nell'ultimo minuto di gara, Martinez per il gol di Triglia, Triglia meraviglia, esplode il Palanselmi, 4-3 Real Fabrica. Paga subito il portiere di movimento, prima la traversa di Vega, poi il gol di Triglia, 22esimo in campionato, time out Maccan. 56 secondi di passione al Palanselmi, Zecchinello avanza, poi Di Guida calcia, pareggio immediato, grande gol di Di Guida. Di Guida sul punto di battuta, andrà lunghissimo a cercare Caregnato,
pallone calciato, ma non c'è più tempo, finisce qui al Palanselmi, 4-4 folle tra Real Fabbrica e Maccan Prata, padroni di casa avanti per 4 volte, ma 4 volte rimontati da un ottimo Maccan.